A tora tora, a torseon con onde furlane. E Onde Furlane ha deciduto in questi 2 giorni, voi domani, di mettere su le registrazioni di una videoconferenza che si è da volte te Università di Udine intitolata I social media in Cina ai tempi del Corona. Un incontro con Emanuele Gatti che è stato voluto e organizzato dal professor Nicola Strizzolo che ho vinto al telefono per parlare un po' di queste idee delle bande delle università dal Friuli e anche di ciò che è venuto fuori di questo utile confronto. Buondì Strizzolo, benchiatate. Buondì a tutto il pubblico. Come nasce l'idea di questa conferenza? Quali sono state le riflessioni, gli stimoli che ha dato anche agli studenti? L'idea nasce principalmente dalla materia comunicazione mobili e dei nuovi media, però il contesto storico in cui stiamo vivendo e il mezzo attraverso cui la stiamo insegnando, attraverso quindi la didattica a distanza, ha reso quanto mai opportuno fare una riflessione che andasse ben oltre i confini dell'aula. Ho colto così l'opportunità di un caro amico e collega che non vedevo e sentivo da anni, che sta facendo un lavoro molto interessante attraverso i nuovi mezzi di comunicazione in Cina, cioè sta aiutando le persone, sta facendo il consulente psicologico per le persone in un momento disastroso, in un momento drammatico, via web, e quindi da una parte la sua esperienza in sociologia, quindi i nuovi media, la sua laurea in comunicazione, a quel punto portare la sua esperienza, portarla ai nostri studenti e aprire l'aula virtuale anche al territorio. Infatti abbiamo avuto ospiti non soltanto istituzionali importanti, ospiti da tutta la regione ma anche da altre regioni d'Italia. Dalla relazione di Gatti esce un quadro molto particolare, diverso anche da quello che si tende ad immaginare della Cina e del suo uso dei nuovi media. Sicuramente, secondo me il dato più interessante è che era una società già pronta sotto più punti di vista a combattere questa emergenza, diciamo la grande diffusione di una tecnologia che non è soltanto controllo ma è anche distanza. Ci ha spiegato come lui non usa più la carta moneta, passa senza toccare il cellulare. Già questo elimina un contatto fisico, mantiene una certa di distanza sociale. È già una società che aveva una sua distanza sociale, esprime l'affetto, esprime la stima attraverso altri linguaggi, non un contatto, non una prossimità, e delle regole, diciamo, sociali e politiche abbastanza rigide e ferree, dove le persone obbediscono, e un sistema di controllo di telecamere dove se sgarri ti arriva subito sul cellulare la sanzione, per cui effettivamente ha permesso di coordinare una società nell'emergenza. E guardate la cosa che è emersa soprattutto, io adesso non so se ovviamente a Wuhan, ma nella provincia dove invece sta Emiliano si può anche andare a correre, si può andare a fare la passeggiata nel parco. Quindi secondo me deve essere un buon invito a seguire un modello, ma allora applicandolo in maniera anche consona e adeguata. Possessi un motivo di riflessione anche per noi altri e lo ringrazio professor Strizzolo anche per questa opportunità di condividere con i nostri ascoltatori sul contenuto di queste conferenze. Grazie Mandi. Vorrei, per iniziare il mio intervento, farvi una breve descrizione della realtà cinese.
la quale, almeno dove vivo io, è molto diversa da quello che molti italiani si immaginano. Molti italiani credono che la Cina sia il paese delle biciclette descritto da Tiziano Terzani. Allora, io vivo in Cina da qualche mese, viaggio in Cina da alcuni anni, non ho mai visto una bicicletta quasi, se non quelle per il bike sharing. Io vivo in una città che si chiama Shenzhen. Shenzhen si trova geograficamente nella parte continentale di Hong Kong. Voi sapete che Hong Kong è un'isola, ecco, di fronte a Hong Kong, sul continente, come diciamo noi, c'è Shenzhen, che è una grande area metropolitana che conta ufficialmente tra gli 11 e i 16 milioni di abitanti, ma in realtà ne ospita circa 20, quindi siamo intorno ai 20 milioni di abitanti. Ora, tanto per farvi capire, questo è poco meno della popolazione dell'intera Italia del Nord, cioè della parte più popolosa dell'Italia. Ed è superiore alla popolazione di molti stati, è quasi il doppio della popolazione dell'Olanda, del Belgio. Ecco, quindi tanto per farvi capire la realtà in cui viviamo dal punto di vista demografico. La città è una città particolarmente moderna, una città completamente nuova. 40 anni fa era considerata un villaggio di pescatori che contava appena 900.000 abitanti e per 20 anni è stata la città con la maggiore crescita di popolazione annua al mondo. È una città quindi nuova nel senso che è partita dall'essere una piccola cittadina periferica al trasformarsi, grazie alle leggi particolari che sono state adottate per farne una zona di scambio economico speciale, un vero e proprio hub della tecnologia e della finanza. In questo momento a Shenzhen ci sono le sedi principali di alcune delle maggiori compagnie tecnologiche del mondo, tra cui Baidu, che è la Google cinese, e Tencent, che è l'equivalente di Microsoft, diciamo. Ecco, non è proprio così, ma insomma gestisce WeChat, che è una chat che in molti paragonano a WhatsApp, ma in realtà è una chat molto più potente che copre una buona percentuale del web cinese. Tra l'altro questi due edifici sono relativamente vicini l'uno all'altro. Io ci lavoro proprio in mezzo, perché io lavoro in una clinica privata come counseling psychologist e quando ho cercato più volte di perdermi camminando insomma nelle strade per vedere dove potevo arrivare, ma non potevo mai perdermi perché il mio edificio sta proprio in mezzo tra Baidu e Tencent. E entrambi hanno fra l'altro due grattacieli avveniristici dall'architettura assolutamente avveniristica. Vi faccio solo un esempio per farvi capire cosa significa quando parlo di modernità. Da quando io sono arrivato a Shenzhen, io ho preso il portafoglio, che in Italia è uno strumento indispensabile, e l'ho messo in un cassetto segreto, in modo tale che nessuno lo trovi, e non l'ho più tirato fuori. Io faccio tutto col telefonino, quindi si può vivere senza portafoglio, ma non si può vivere senza telefonino. Tutte le transazioni economiche avvengono attraverso WeChat, quindi io non vedo più contante da diverso tempo, si vede, il contante continua a circolare, ne ho un pochino per le emergenze, non me lo porto mai dietro perché l'unico caso in cui dovessi avere bisogno del contante sarebbe se il mio telefonino si spegnesse. Però qualunque tassista, qualunque negoziante, qualunque bar è dotato di stazioni di ricarica o di fili di ricarica del telefonino, quindi non si corre mai il rischio di rimanere senza batteria del cellulare. Il cellulare viene utilizzato per fare tutto, quindi anche per entrare in metropolitana, per esempio. Io ho preferito farmi la classica tesserina della metropolitana, l'abbonamento, ma in realtà non ne ho bisogno. Potrei tranquillamente scansionare un QR code sulle macchinine a rondelli, no, dell'ingresso della metropolitana e verrei immediatamente e il pagamento avverrebbe direttamente sul mio telefonino. Un altro esempio è la tecnologia di tracciamento delle persone tramite riconoscimento facciale. Ovunque a Shenzhen ci sono telecamere, i luoghi privi di telecamere sono pochissimi e dunque, per esempio, se io entro in metropolitana e facessi come si vede fare a Roma, per esempio, che saltassi il rondello,
ecco che immediatamente mi arriverebbe un messaggio sul telefonino dicendomi che devo pagare esattamente l'importo relativo al percorso fatto. Quindi verrei immediatamente identificato da una telecamera in ingresso, da una telecamera in uscita, e mi arriverebbe immediatamente il pagamento con sanzione, ovviamente. Siamo nel futuro rispetto all'Italia, è chiaro, è evidente, no? Perché questo non implica solo l'avere una tecnologia, ma implica l'avere un'integrazione di sistemi. Considerate che il più povero dei venditori ambulanti, persone che noi guarderemmo come se fossero dei senza tetto, ha un codice QR code affinché la gente possa pagare con il telefonino direttamente e trasferire il denaro direttamente sul suo conto online, quindi da telefonino a telefonino. Quindi questo per farvi capire come questa tecnologia sia assolutamente radicata sul territorio e non ci sia alcun digital divide su questo. Non esiste il digital divide, non esiste l'anziano o il povero che dice sono troppo vecchio o troppo ignorante per acquisire questa tecnologia. Quindi WeChat, che è la chat più diffusa per la comunicazione interpersonale, per i pagamenti, per tutta una serie di altre funzioni che ora vi descrivo, è ubiquitaria. Cioè, non si può immaginare un cinese privato del suo telefonino, perché un cinese privato del suo telefonino viene privato di tutta una serie di strumenti di lavoro, viene privato di una serie di strumenti di comunicazione con gli altri, e viene privato della possibilità di muoversi tranquillamente, di pagare, di svolgere una serie di servizi. Quindi il telefonino è una parte fondamentale della vita del cinese e della sua identità. Sempre più andremo in questa direzione anche nei paesi occidentali, anche se ancora non siamo arrivati lì. C'è anche un contesto culturale diverso. Vi dicevo che la Cina non è più quella delle biciclette. Naturalmente non tutta la Cina è uguale. Shenzhen è una realtà pressoché unica. Ci sono alcune altre grandissime città che possono essere equiparate come livello di modernità a Shenzhen, però la maggior parte della Cina è ancora un pochino indietro. Certamente non per quanto riguarda gli esempi che vi facevo. Tecnologie come quelle di pagamento sono diffuse ormai ovunque, anche nelle più profonde campagne cinesi. Dovunque arrivi internet, e internet arriva dappertutto. Ci sono naturalmente delle zone remotissime della Cina dove la situazione è ben diversa, ci sono anche dei livelli di povertà ancora abbastanza gravi, però la maggior parte assistiamo a un grande flusso migratorio dalle campagne alle città. Questo perché? Perché le città offrono delle condizioni di vita che sono considerate di qualità superiore rispetto alle campagne. Bene, in questo contesto, che è difficile da capire se non lo si vede in prima persona, se non lo si vive, soprattutto provenendo dall'Italia che è fatta di piccole città, arriva il coronavirus. Le persone il 23 gennaio vengono messe in quarantena. Di quante persone stiamo parlando? La Cina fa un numero di abitanti che è intorno a 1.400 milioni. C'è chi dice 1,3 miliardi, c'è chi dice 1,5 miliardi. Comunque è un numero rilevante. Il 23 gennaio tutta la Cina viene messa in quarantena. Le misure di quarantena sono adottate dalle singole province cinesi in modo diverso. Le grandi città adottano delle misure di sicurezza piuttosto severe, per cui per esempio era possibile, sono stati fatti dei decreti, esattamente come in Italia, ma il tipo di chiusura che in Italia si sta cercando di realizzare in questi giorni è avvenuto di fatto in Cina immediatamente. Quindi chiusura immediata di tutte le attività, mantenendo in piedi solo le attività essenziali. Quindi solo farmacie, supermercati e catene dei prodotti essenziali. Le poste, un minimo i trasporti, ma inizialmente sono stati chiusi anche quelli, sono stati riaperti 2 settimane dopo. Quindi tutte le attività non essenziali sono state immediatamente chiuse. Si era in vacanza, perché vi ricordo che il coronavirus ha fatto la sua apparizione in Cina in un periodo di vacanza, nel senso che è vero che è apparso in dicembre e la Cina era a pieno ritmo di lavoro, ma insomma i primi focolai epidemici seri sono emersi in gennaio, quando erano già iniziate le 2 o 3 settimane di vacanza del Capodanno cinese, che è una festività importantissima, paragonabile al nostro Natale,
ma molto più lunga, cioè presa molto più seriamente. È una vacanza vera e propria di almeno 10 giorni. Non è che si sta 2 giorni a casa, poi 2 giorni si torna a lavorare come durante le nostre vacanze di Natale. Sono 10 giorni almeno continuativi di vacanza. E in questi 10 giorni avviene un'altra migrazione pazzesca, che è una migrazione verso le proprie città natali, la propria città natale. Quindi centinaia di milioni di persone si spostano. In questo contesto è avvenuta la diffusione dell'epidemia del coronavirus. Quindi immaginate l'importanza di WeChat, per dirne una, in questo contesto. È diventata la finestra sul mondo. Ora, cosa è successo? Ci sono stati dei momenti diversi. Il primo momento è stato che le persone si sono trovate chiuse in casa, quindi obbligate a restare in casa. Era possibile, per esempio, vi dicevo, a Shenzhen uscire solo per massimo un'ora per andare al parco a fare una passeggiata, mantenendo comunque la distanza di sicurezza dalle altre persone, che non è di 1 metro, è di 4,5 metri qui in Cina. Quindi le persone stanno lontane. Ma non voglio parlarvi di questo, vi voglio parlare di quello che è successo con i media. È evidente che in una situazione di questo tipo moltissime persone hanno avuto paura, si sono barricate in casa e i parchi, le strade, i marciapiedi erano tutti deserti. Per rimanere in contatto con gli altri e rimanere informati, tutti si sono messi su WeChat. Ora vi dicevo che WeChat non è come WhatsApp, fa molto di più. WeChat è come mettere insieme Google, Facebook, i forum di una volta che giravano su internet. Ci sono contenuti di ogni tipo, ci sono i gruppi di discussione. Quindi tutti passavano la vita su WeChat e si scambiavano informazioni su WeChat. Il problema è che le persone spesso, come abbiamo visto in Italia, non hanno né le competenze né le capacità riflessive per interpretare le riflessioni. In Italia su Facebook a un certo punto è venuto fuori una serie di messaggi che diceva siamo tutti epidemiologi. Bene, in Cina siamo diventati tutti epidemiologi perché hanno cominciato a circolare queste informazioni sul tasso di mortalità, per esempio, del virus, comparazioni con l'epidemia di SARS, eccetera. Ma la maggior parte di noi non aveva la più pallida idea di cosa significassero quei dati. Quindi qualcuno si è messo a studiare, ma la maggior parte delle persone li utilizzava più che altro per passare il tempo. Ovviamente proprio perché questi dati erano di difficile interpretazione, hanno provocato ancora più incertezza e a questa incertezza si sono sommate le famose fake news, le notizie false. Hanno cominciato a circolare notizie di ogni tipo, tant'è che pochi giorni dopo, intorno al 26 di gennaio, lo so perché sono amministratore di un gruppo su WeChat, quindi sono stato chiamato in causa, il governo cinese ha diramato un'ordinanza, ha detto da questo momento in poi le notizie false sono proibite per legge. È prevista la detenzione per chi diffonderà notizie false e pene severe. Ora, pene severe, insomma, quando il governo cinese dice pene severe va preso sul serio, non si scherza col governo cinese, e quindi immediatamente si è assistito a una riduzione drastica delle notizie false e ogni volta che veniva pubblicato, per esempio, uno screenshot anche con dati ufficiali, gli amministratori dei gruppi dicevano o citi la fonte o cancelli questa immagine perché non ci serve a nulla. Questo ha aiutato tantissimo le persone a rivolgersi unicamente ai media ufficiali. Le notizie false, voglio evidenziare l'importanza di questo punto, le notizie false sono uno dei grandi nemici della nostra società. Perché me ne sono accorto proprio in questo periodo, non tanto guardando la mia esperienza cinese, ma osservando quello che accade in Italia, c'è una naturale tendenza dell'essere umano alla fiducia. Ora, questa tendenza dell'essere umano alla fiducia è fondamentale. Noi ci dobbiamo fidare degli altri, altrimenti la nostra vita sarebbe impossibile. Per esempio, noi camminiamo sul marciapiede. Noi non ce ne accorgiamo quando camminiamo sul marciapiede, ma abbiamo fiducia che le macchine che passano a fianco non sbanderanno e non ci investiranno. Abbiamo la fiducia che le cose andranno come devono andare. Parimenti abbiamo la fiducia che se una persona ci parla, ci dice qualcosa, questa persona lo fa spontaneamente, genuinamente, cioè che non ci sta mentendo. Purtroppo a pensar male sul web si fa meglio. Dobbiamo accettare l'idea che ci sono tante persone che stanno fabbricando dei contenuti falsi per mentire, per diffondere notizie non vere. Ora, le ragioni possono essere diverse.
ci possono essere dei poteri forti in campo, ci può essere per esempio, non so, l'intenzione di creare dissenso rispetto a un certo potere politico, ci possono essere interessi individuali, ci può essere la ricerca di avere click su YouTube, ci possono essere dei matti che semplicemente dicono delle sciocchezze, però dobbiamo tutelarci da questi fenomeni. Quindi io non posso stressare sufficientemente, non c'è modo di ribadire abbastanza l'importanza di alzare, elevare al massimo il senso critico. Inoltre, e questo è un aspetto importante dell'esperienza cinese, è fondamentale che ci rivolgiamo a fonti di informazione autorevoli. Quindi è impensabile oggi di informarsi sul web non controllato. Ci si può informare sul web controllato, quindi per esempio andare sul sito dell'OMS. Questo è fondamentale e l'esperienza cinese dimostra che una riduzione centralizzata delle fake news è fondamentale. Noi viviamo in un ambiente democratico dove questo viene considerato non possibile, ma l'esperienza cinese su questo secondo me ci insegna qualcosa. Poi cosa è successo? C'è stata una seconda fase in cui dopo qualche giorno hanno cominciato a apparire dei video di persone che offrivano dei servizi, cioè facevano del volontariato, no? I primi video sono stati di allenatori che spronavano le persone a fare ginnastica a casa. La prima proprio che è circolata è un'allenatrice australiana che nel mezzo del bush australiano, bella sudata sotto il sole, ci diceva: vi siamo vicini e voglio insegnarvi a fare ginnastica a casa. A questo sono seguiti tantissimi altri servizi, tra cui anche i miei. Io stesso ho offerto tutta una serie di servizi in forma volontaristica di supporto psicologico. Quindi c'è stata una naturale offerta di servizi. A mio parere la maggior parte delle persone che hanno fatto questo l'hanno fatto a fini di marketing, ma questo non importa, insomma. L'importante è che ci sono state delle forme gratuite di servizi per permettere alle persone di accedere a determinati contenuti, dal fitness alle lezioni di cucina fino alle lezioni di cinese, eccetera, eccetera. Più tardi, finite le festività che sono state prolungate fino al 10 febbraio, quindi di circa 20 giorni, le aziende hanno ripreso l'attività il 10 febbraio, non tutte ovviamente, le scuole sono tuttora chiuse, quindi è stato necessario spostare molte attività professionali e la didattica online. E come al telefono una studentessa dell'Università dal Friul, Maria Mattaloni di Udin, e con gli Fevelin a Ponte di c'è che le saltat fuori anche a livello di riflessione de bande appunto di una studentessa da queste videoconferenze con le lezioni sui social media in Cina ai tempi dal coronavirus. Buondì, mandi, benchiatade, ce ne sconti tu Maria? Allora, l'intervento di Emanuele Gatti è stato importante per riflettere e considerare differenti realtà come che cinese e italiane, soprattutto rispetto all'uso delle nuove tecnologie e sul lavoro a distanza. Un'altra roba veramente interessante sono che bausis che girano in rete, che si chiamano fake news, o credo che sia importante che duc spedinatenza alle verità di tutte le notizie che arrivano e che sia insicuro per mandarli a tor. Io penso che in questi giorni tutti siamo aggrappati ai nostri telefoni per rimanere in contatto con gli amici e i parenti, e che spesso siamo addirittura invasi dai messaggi su WhatsApp, e nel mezzo è facile che si infiltrino magari delle notizie false o comunque inventate. Perciò credo sia davvero importante riflettere sulla autenticità di queste informazioni per non condividerle, perché anche se magari fatto con innocenza,
la condivisione, la diffusione di queste informazioni false possono causare dei danni creando sospetti o addirittura portando all'odio, cose che ritengo che in questo momento di difficoltà non debbano esistere, insomma non debbano proprio esserci. Bene, grazie di queste riflessioni a ora dal incontri online con Emanuele Gatti, Maria Mattaloni di Udin. Mandi e grazie. Mandi. A tora tora, a torzeon con onde furlane.